Appuntamento, gentili telespettatori, di fine anno per fare il punto in questo giro di boa del campionato d'eccellenza di promozione del Friuli Venezia Giulia, che domenica scorsa ha chiuso i battenti, in attesa poi di riprendere a gennaio dopo la Coppa Italia. Con Gigi Mosolo, come sempre, andiamo ad analizzare com'è stata questa prima parte di stagione. Allora Gigi, ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Si poteva fare meglio? Non è più il calcio di una volta? Oppure stiamo solo chiacchierando, ma alla fine i conti tornano? I conti non tornano per alcune di queste squadre. È stato un campionato questo di andata per intanto non all'altezza della situazione. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, due squadre erano già pronosticate in avvio di stagione che avrebbero fatto il voto, e così è stato, insomma. Cialins Muzzane a 38 punti, l'UF Monfalcone a 40, dietro di loro c'è il Vesna che ne ha 28, quindi ben 12 punti di distacco dalla prima, quindi un vuoto. Dietro ancora sono tutte al seguito, quindi possiamo dire che è stato un campionato. Ma ci ripetiamo perché l'abbiamo detto anche l'altro Natale, abbastanza deludente, insomma, non ci sono più gli sponsor di una volta, i giocatori costano troppo, tutti vogliono fare professionisti. Io dico che fin quando la federazione non prende in pugno la situazione di ristrutturare il campionato, assisteremo sempre a queste cose qui, vedremo le ultime classifiche che dopo 15 giornate hanno 5 punti, 8 punti nelle varie categorie, e quindi non è possibile, no? Se non togli un campionato di promozione e non togli un campionato di prima, la selezione non viene, perché è inutile. Sono squadre che ovviamente tutte hanno diritto di cittadinanza in eccellenza, però devi preparare una squadra competitiva, non puoi presentarti dopo 15 giornate con 5, 7, 8, 10 punti, che vuol dire che favorisci qualcuna e sfavorisci qualcun'altra. Le delusioni chiedevi, Omar. Parliamo proprio dalle delusioni. Chi ti aspettavi, tolto il Monfalcone, anzi l'UFM, siamo corretti, e il Cialins Muzzane, chi ti ha deluso? Ma la delusione, almeno due squadre hanno deluso secondo me, l'Itala San Marco, Gradisca, e l'altra squadra di Pordenone, la San Vitese, che ha avuto problemi. Tutte e due queste hanno avuto problemi societari, e quindi si tratta di rifondare, di iniziare un nuovo corso, ma come dicevamo prima le aziende stanno chiudendo, gli sponsor non ci sono, quindi come fai a impostare una stagione a ridosso delle prime? Invece dico che la Manzanese ha deciso di eliminare certi giocatori, certi vecchi marpioni che è una politica che sta ripagando in questo momento. Sì, difatti, ma non solo la Manzanese, anche altre squadre dietro stanno puntando sui giovani, e non si vedranno i frutti quest'anno, ma per intanto è importante mantenere la categoria, e quindi il futuro c'è. D'ora in poi vedremo. Io vorrei, se tu mi dici, perché io vorrei proprio dire due parole sull'Oltre. Questa squadra noi l'abbiamo definita nel corso dell'altra domenica, la trasmissione che ogni settimana, escluso la pausa invernale sotto Natale, trasmette, no? Racconta la domenica pomeriggio quello che succede non solo in Serie A ma anche nel calcio dei dilettanti, e noi l'abbiamo sposata come società simpatia, squadra simpatia, perché, diciamocelo fuori dai denti, è stata catapultata in eccellenza una squadra di promozione. Per fare un buon campionato di promozione si è trovata dall'oggi al domani in eccellenza, becca 11 pere in casa del Monfalcone e la giornata dopo batte la Manzanese fra le mura amiche 1-0. La stranezza del calcio dice che Eupalla, la dea del calcio, ci insegna che la palla non è rotonda ma quadrata. A volte può essere proprio quadrata, anche ovale, se trasportiamo dal rugby, ma proprio perché il presidente Bertossi, il presidente ormai storico dell'Oltre, ex faedese, aveva l'ambizione di salire in eccellenza, e ci aveva provato tramite i playoff quest'anno, insomma nel campionato 13-14, ha perso quel treno, e poi la squadra si è smembrata, no? Vicissitudini varie, esclusioni, vedi San Daniele, qualcuno hanno catapultato, come hai detto tu, l'Oltre in eccellenza. Ormai la squadra era già smembrata, la squadra era ringiovanita in ogni reparto e diciamo in tutti i giocatori,
Si è trovato lì e sta facendo proprio un campionato come doveva fare in eccellenza. Gioca bene, perché io l'ho vista giocare, gioca bene, però il peso davanti è diverso dalle squadre di eccellenza ormai storiche, possiamo dire. Ma quello che hai detto tu è vero, perché prende 11 gol dal Monfalcone e qui bisogna aprire una parentesi, perché è inutile, quando vinci 3-0, insomma, non vale la pena più andare a spingere lì. Certo. È per questo che deve essere un regolamento che impone lo stop. boh, insomma, no. Per capo tecnico, per manifesta inferiorità, dici tu. No, però poteva essere, no Gigi? Prendi 11-0 a Monfalcone, la squadra si smembra ulteriormente, ed invece finisci, come si dice, in cantina, non a bere il taglietto come faremo dopo io e te insieme ad altri nostri amici, ma bensì tutti a casa, arrivederci, una sorta di 8 settembre. Invece la squadra in settimana si è riunita, ha fatto squadra, sì. mi scuso per il gioco di parole, però la domenica dopo ha ottenuto un risultato di prestigio, perché battere la Manzanese, una sua collega, diciamo, con gli stessi colori di maglia, è stato un risultato di prestigio. Io difatti mi sono preso la briga di chiamare il presidente Bertossi, ho detto ma non serve, è un risultato di prestigio che pochi l'hanno ottenuto. Tu l'hai perso, abbiamo i primi amici che stanno arrivando sì, che possono anche entrare, tranquillamente mentre io e te parliamo, ecco, e discutiamo. Ecco, prego. Quindi l'Oltre ha fatto a 5 punti, non è ancora spacciata del tutto, naturalmente. Insomma, più dei play-out non può pretendere a questo punto. No, solo una comunicazione di servizio per i nostri telespettatori. Noi applichiamo alla lettera il concetto di calcio, pane e salame. E come sempre, tra poi cominciamo proprio a fare. Abbiamo già iniziato, a dire la verità, sì, più salame che pane, ci manca qualcosa per digerire. La cosa importante, no, Gigi, è tornare a riscoprire quelle tradizioni, quelle sane tradizioni che il principio sportivo fino a qualche anno fa, diciamo così, veleggiava all'interno del calcio dilettanti. Poi a fine degli anni 80 è scattato il business e di conseguenza quello che era un po' l'attività agonistica pura si è trasformato in una sorta di semiprofessionismo che poi abbiamo visto i risultati. Adesso finalmente si sta tornando a quell'epoca, no? Sì, vai, sono importanti, le società, la maggior parte delle società non hanno capito, no, che devono puntare su questo, perché è solo lì l'unica risorsa che hanno le società. Una volta c'erano gli sponsor, io dico siamo da queste parti qua, il centro della sedia ormai non esiste più nel triangolo, no? C'era solo la sedia ormai là un po' arrugginita che non so se... Un altro classico, siamo a Cividale. Cividale, quindi vedi, Cividale, Palmanova sono tutte società gloriose con una tradizione che sono sparite dal calcio, e questo è un male. È difficile che ritornino a partire dalla terza. Chi prende in mano la società? Solamente per iniziare, non voglio esagerare, ma dai 50 ai 100.000 per iniziare, quindi poi sono tutti questi adempimenti burocratici che ti limitano senz'altro, no? Allora, tiriamo fuori i pronostici di giro di boa. Per chi si apre la porta e per chi si chiude la porta in eccellenza? In eccellenza rimane aperta la porta per le prime due, per l'UFM Monfalcone. Ormai sono loro due che faranno il campionato. Possiamo dire che il Vesna è lì per sbaglio? No, il Vesna ha tirato i remi in barca, ha fatto 10 vittorie quasi consecutive. È arrivata a quota quasi salvezza. Come chi ti parla aveva pronosticato sì, ma avevo ascoltato questa cosa qui. Difatti ha 28 punti, gli mancano ancora un 7-8 per salvarsi, quindi i Triestini, questa è una squadra che non voleva arrivare in fondo al campionato e perdere le ultime 3-4 partite per non accedere in eccellenza. Quindi io direi una delle due, tutte e due praticamente sono a punteggio pieno, perché hanno subito una sconfitta ciascuno. Il Monfalcone ha perso con il Cerlins e come hai detto tu invece il Cerlins è stato sconfitto tra le mura amiche dal Vesna per 1-0, quindi vedi, il calcio è quadrato, rotondo e anche ovale qualche volta, non si sa mai. E soprattutto è il campo che decide alla fine, no? Campo, qualche volta basta un palo che entra, un pallone sul palo, se o non entra ti cambia il risultato, perché è l'episodio che condiziona il risultato. E poi per le altre posizioni non si vede niente. Dico che tutte e due hanno la possibilità di andare in Serie D, perché
vincendo il campionato passa in Serie D e l'altra per via dei spareggi nazionali tra le seconde, quindi sono possiamo dire che il Monfalcone si è trovato, anzi l'UFM, lo vogliamo ripetere, si è ritrovata in eccellenza più per alcuni errori suoi e non solo, anche extra nel finale della passata stagione in Serie D, perché poteva tranquillamente salvarsi e rimanere insomma nella massima serie dei dilettanti. Il Chiarlins a questo punto sappiamo che già l'anno scorso era partito con idee chiare di promozione, anche se i dirigenti ce l'hanno sottolineato più volte, vogliono salvarsi, dunque arrivare a quota 40, ma la squadra è pronta per fare il salto di categoria, sì. Ma anche se ti dirò a telecamere spente, abbiamo parlato sia col presidente Zanutta e sia con il dirigente, hanno detto una cosa importante: è meglio fare un campionato di vertice, però magari rimanere ancora un anno in eccellenza senza fare l'assalto della quaglia e rischiare di ripartire da zero. Sì, come hanno fatto Monfalcone l'anno scorso, dicevi tu giustamente, il Crash già da 2 anni che va e ritorna, quest'anno è ancora lì e non si sa come, perché è andato sul mercato, però il risultato ultimo ha subito 3-1 in casa, perché era la prima della classe. Comunque non ha dato segni di vita. Aspettiamo il prossimo turno, vediamo il prossimo turno, vediamo se cambia qualcosa. Senti, gli ultimi 2 minuti per fare un punto per quanto riguarda questa federazione regionale. Abbiamo visto che in Italia ci doveva essere il grande salto di qualità, poi alla fine è stato eletto Tavecchio perché le società va bene Tavecchio. Conte addirittura ha rischiato quasi di fare la sorpresa di Natale minacciando le dimissioni da commissario tecnico, poi sono state smentite e via dicendo. Friuli Venezia Giulia, ci siamo o non ci siamo? Ci siamo, ma però ci stiamo adeguando ad un passo lento, anzi lentissimo direi. La ristrutturazione dei campionati più volte annunciata e addirittura a tratti anche minacciata, oserei dire, però non si è visto niente, no? Io ripeto quello che ho detto prima: se tu non metti questa riforma qua, non la attui, vedrai sempre le ultime 3-4 squadre che hanno 5, 8, 10 punti dopo 15 partite, quindi bisogna fare questo punto qua. Il presidente Toffoletto mi ha assicurato, anche parlando tante volte, e mi dice sempre: non sta a scrivere sempre queste cose, ma è giusto, Presidente. Allora, non facciamo la stampa di regime, siamo liberi a 360 gradi, giochiamo col libero, il battitore dietro che sa mettere la palla a 70 metri. Ecco, che consiglio dai al comitato regionale? Il comitato regionale deve pensare più che altro la prima incombenza che ha, secondo me, è questa, quello che ho accennato poc'anzi, quindi questo perché ne patisse il calcio, perché non puoi prendere 11-0 e poi vai a vedere, non diciamo solamente in eccellenza, ma vedi anche in promozione, sono squadre che hanno 6-7 punti dopo 15 partite, e questo è assurdo, ma li penalizza non solamente la squadra, i giocatori vengono penalizzati e vengono mortificati, anche i giocatori, no? Quindi questo è il punto che deve, però la federazione su questo dice di sì ogni volta che ogni riunione che c'è, vai a assistere alle riunioni, sì, abbiamo in atto, però le società sono contrarie, ma le società sono contrarie, quali società sono contrarie? Non so quali società sono contrarie. Senti, a giugno, quando ci rivedremo per fare il punto della situazione finale, ripeteremo le stesse cose secondo te? Ho paura proprio di sì, perché non cambia niente, l'abbiamo già fatto 4-5 anni da questa parte, non cambia niente. Ti dirò che probabilmente a giugno in promozione nel girone di Pordenone lo vincerà Rivignano, che è lì, però non è detto, perché c'è anche il Flaibano che ha buone chance e dietro il Pravis Domini, insomma. Però queste 2 squadre qui potrebbero... Rivignano tenta nuovamente la carta dell'eccellenza che gli sta, perché è una squadra che ha tradizione, ha giocato in Serie D per diversi campionati, quindi nel girone B invece chi vedi? Nel girone B a questo punto sono saltati tutti i pronostici, perché la Juventina, che veniva da 10 vittorie consecutive, si è fatta sorprendere in casa da San Luigi per 5-0, non per 1-0, per 5-0. Questo dimostra che la squadra non ha quel carattere, perché anche se perdi 2-0 devi lottare, perché perdere 2-0 è una cosa, perdere 5-0 è una batosta che te la porti dietro, insomma, perché la senti, specialmente adesso che ritorni a giocare l'11 gennaio, quindi un mese stai con questa croce addosso qua. È qui il discorso, il San Luigi, l'unica squadra imbattuta che è in testa,
Di tutti i gironi, credo, non so, almeno fino alla prima, l'unica squadra imbattuta dopo 15 giornate è guida la classifica. Dietro a loro c'è il Troviscosa, che mi pare che adesso sta in un momento di impasse vediamo alla ripresa cosa sarà. La Juventina, io che pensavo proprio alla Juventina, invece questa qua si è fatta sorprendere dalla prima in classifica, che avrebbe potuto andare in testa alla Juventina, invece proprio al momento cruciale si è fatta... E Opalla ci ha messo lo zampino. Come succede quando meno te l'aspetti. Senti, il quarto uomo ha alzato la lavagnetta, ha detto che abbiamo anche usufruito dei nostri minuti di recupero, dunque non resta che ringraziarti come sempre per la tua ospitalità all'interno di questa splendida sala di confidenze per addetti e non al calcio giocato. Facciamo gli auguri di Natale intanto, facciamo gli auguri di Natale, qui c'è l'albero, certo. Preparato dalle signore naturalmente, che sono signore, sono bravissime, importanti, come no. Bene, ci come diceva qualcuno, buon campionato a tutti. Buon campionato a tutti, buon Natale a tutti, buon anno, ci vediamo all'inizio del campionato. Intanto ci saranno anche le finali, le semifinali di Coppa Regione, di Coppa Regione di promozione, la finale tra Corno e il Chions di Coppa Italia, che dovrebbe essere giocata al 4, però ancora non si sa, 4 gennaio, poi le finali di tutte le altre categorie. Ok, grazie ancora a voi per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima! Quest'anno a vincere il premio Presepi è stata la scuola primaria Mazzini, a seguire la scuola San Marco, però insomma in questi ultimi anni, in quest'ultimo periodo, hanno partecipato numerose scuole a questo concorso. Quante? Nell'arco delle varie edizioni che sono state fatte di questo nostro Natale a Paderno sono stati presentati oltre 200 presepi. Naturalmente la formula a cui noi teniamo è sempre la stessa, cioè questo è uno strumento in qualche modo per coinvolgere le scuole, perché la festa è dedicata ai bambini e quindi nessuno strumento migliore delle scuole per riuscire a far sentire i bambini protagonisti di questa festa, e quindi è per questo che noi chiediamo e otteniamo anche, sempre con molta disponibilità da parte delle scuole, la presenza e anche tutto il lavoro che loro fanno, perché ricordiamo che anche le insegnanti si prestano per venire qui da noi di domenica e non è una cosa così comune trovare la disponibilità da parte delle persone per collaborare anche in una giornata di festa. I criteri che abbiamo utilizzato assieme alla collega Viotto e al collega Bellucci sono stati due aspetti principali: uno l'estetica, il secondo punto fondamentale l'originalità, quindi dare spazio anche ai lavori realizzati dai bambini. Naturalmente ci sono dei lavori che sono evidentemente particolarmente elaborati, quindi hanno avuto per forza di cose il necessario contributo da parte dei genitori, invece altri che hanno in qualche modo portato avanti una splendida idea che è stata realizzata totalmente dai bambini, ma credo che proprio il fatto di fare questa festa, di dare spazio ad entrambi quelli che sono gli aspetti della creatività, sia un qualche cosa che sicuramente contribuisce a riempire questa sala e a riempire anche di bambini e di cuori aperti questa nostra festa di Natale a Paderno. Quanti presepi hanno partecipato quest'anno e quante scuole? Le scuole che hanno partecipato quest'anno sono 12 e i presepi presenti in questa sala sono oltre 30. Per i prossimi anni state già lavorando, quali gli obiettivi? Per i prossimi anni noi naturalmente cerchiamo di crescere rimanendo sempre in quella che è la tradizione un pochettino del Natale, perché questo è il nostro scopo, con questa cosa, secondo questo filo conduttore noi siamo nati e siamo cresciuti. Quindi le fondamenta della nostra festa rimarranno sempre queste, cercando sempre di aggiungere qualche cosa, e sono sicuro che anche il prossimo anno troveremo una grande disponibilità da parte delle scuole, da parte dei genitori e anche da parte dei giornalisti che sono sempre presenti e disponibili in questa nostra festa. Avete
anche cambiato negli anni location dal centro, dalla piazza di Paderno a questa nuova area, peraltro in costruzione tutt'oggi. Sì, la festa di Natale a Paderno è nata 17 anni fa, quando si faceva in piazza. Evidentemente in piazza è un luogo simbolo del quartiere, però presenta sicuramente delle problematiche, nel senso che non è possibile assolutamente allestire per quelli che sono gli spazi un tendone al coperto, e quindi la festa è stata fatta per oltre 10 anni in quello che è la piazza di Paderno, sotto le intemperie e naturalmente anche sotto quelle che sono le variazioni climatiche tipiche della stagione invernale. Da 5 anni a questa parte, da quando ho iniziato a prendere in mano la gestione della festa, l'organizzazione della festa, quando ho iniziato a prenderla la Proloco, allestiamo un tendone all'interno del cortile parrocchiale, con grande disponibilità anche in questo senso da parte del parroco Don Pierluigi, che ci concede gli spazi, in questo caso la canonica, per poter allestire i presepi. Abbiamo lo spazio anche per allestire un tendone di 450 metri quadri coperto, in modo da poter portare avanti, portare a termine la nostra festa anche in condizioni climatiche non ottimali. Fuori vediamo le bancarelle e poi è anche in atto una lotteria con premi. C'è una lotteria, come ormai si fa in praticamente tutte le feste, ci sono una serie di premi, parte sono dei buoni acquisto magari offerti dai commercianti e dagli esercenti della zona. Il primo premio è un viaggio a Parigi, e poi ci sono altri premi minori, insomma, come vengono fatte in molte lotterie. Quello che è sicuramente importante, prima è già stato citato, è il fatto che questa festa è totalmente a titolo gratuito per i bambini, perché tutto quello che viene dato, dal regalo offerto da Babbo Natale agli allestimenti dei gonfiabili, alla presenza anche dei mercatini delle scuole, è a titolo totalmente gratuito. Anche la lotteria dei bambini, quella che prevede un primo premio a Parigi Euro Disney per un adulto e un bambino, con volo da Venezia, quindi comunque anche economicamente un premio piuttosto importante, è a titolo totalmente gratuito. Questa cosa viene fatta grazie alla collaborazione e alla disponibilità da parte degli esercizi commerciali, da parte delle realtà economiche della zona, che da sempre sono la spina dorsale di questa festa. Con il sostegno anche della provincia di Udine quest'anno. Quest'anno c'è un importante anche sostegno da parte della provincia. 17ª edizione della festa di Natale di Paderno. Questa edizione, come le altre peraltro, ha visto la premiazione del miglior presepe realizzato dai bambini delle scuole, bambini piccoli, quindi parliamo di scuole materne e primarie. Una tradizione che si ripete con il coinvolgimento della comunità. È una festa che ormai è consolidata, fa parte effettivamente di Paderno e di tutte le scuole che gravitano ben o male su Paderno. Diciamo che la più distante potrebbe essere quella della Fritz, che è del villaggio di Giusto, o villaggio Aurora come adesso viene chiamato, o altre scuole limitrofe, però diciamo la festa è dei bambini e i bambini sono di tutto il mondo, quindi è di Paderno. E ai bambini vengono dati anche dei regali che gratuitamente mettete da parte per loro. Alla festa di Paderno vengono dati dei regali, infatti arriverà il Babbo Natale con la carrozza e i cavalli, proprio il vero Babbo Natale come nei veri film, e porterà i regali gratuitamente e porterà un bigliettino strano con un certo numeretto, e che il bambino che avrà quel numeretto farà un viaggio da sogno a Euro Disney. Tutto gratuito. Che significa realizzare un'iniziativa di questo tipo? Quali le principali anche aspirazioni e difficoltà? Perché non è facile mettere tutti insieme, tutti d'accordo, coinvolgere commercianti, coinvolgere enti per sostenervi. È un bel match, bisogna dirlo, c'è tanto lavoro. Fortunatamente abbiamo un gruppo di persone che fanno parte sia della Proloco che delle altre associazioni, tipo i donatori di sangue, il Circolo all'incirca, la parrocchia, sicuramente ne ho dimenticata qualcuna, che si impegnano e lavorano per un paio di mesi per fare questo. Ma la soddisfazione più bella cos'è? Vedere questi cuccioli che sorridono a Babbo Natale. Quali sono le principali difficoltà nel distacco dalla famiglia d'origine per costruirsi un proprio contesto, una propria famiglia, un proprio futuro? Sicuramente c'è un problema anche legato alla difficoltà
oggettiva ad andare via da casa per problemi economici. Ma non è solo questo, questo è un livello molto più importante, è qualcosa che si costruisce in famiglia già molti anni prima, quando il bambino è piccolo, in quella che è una fase di individuazione. Più il bambino, proprio quando incomincia a fare i primi passi, riesce ad essere seguito in modo supportivo e non sostitutivo, cioè non lì dove le mamme reggono un po' più di tanto e non permettono il momento di passaggio. Più vengono queste fasi vengono rispettate, più è facile che il giovane si individui, più è facile che si individui mentre è ancora in una situazione di sicurezza nell'ambito familiare e più è facile che possa fare il passo per andare fuori, condizioni permettendo e poi tutto il resto, però se non c'è questo, le condizioni poi economiche di vita sociale diventano ancora più pesanti, più insormontabili. Gli italiani sono bamboccioni, hanno questa forma di difficoltà a staccarsi dal nucleo originario? Sono bamboccioni come lo sono sempre stati, mi viene da dire. Sono bamboccioni nella misura in cui non gli si mette non gli si permette di affrontare anche le frustrazioni, perché la vita non è facile, ma non perché prima fosse facile e adesso è diventata difficile. La vita è il momento di passaggio, il momento dello svincolo è sempre un momento forte, è sempre un momento importante. Il lavoro è da fare proprio prima, in casa, nella scuola, nei momenti in cui le persone devono attrezzarsi per affrontare la situazione, qualsiasi essa sia. Il momento dello svincolo è molto complesso e doloroso in taluni casi anche per i genitori. Come affrontarli e sostenerli? Io direi spesso è doloroso, più per i genitori, cioè è come se io forse questo trovo nella società, è che è come se ci stiamo abituando sempre di più a immaginare che questi figli rimarranno a casa e non solo non attrezziamo loro, non aiutiamo loro ad attrezzarsi, ma non attrezziamo neanche noi. La sindrome del nido vuoto significa che a un certo punto devi fare i conti anche con te persona, con te genitore, con te uomo o con te donna, che in qualche modo hai molto dedicato la tua vita a fare il genitore e poco a riconquistare il tuo essere donna, il tuo essere uomo, il tuo essere moglie, il tuo essere marito. E quindi quando il figlio va via devi fare i conti con questo e a volte questo può creare difficoltà. La sindrome del nido vuoto è consapevole, un genitore si rende conto di avere queste problematiche da affrontare. La sindrome del nido vuoto è interessante perché poi il più delle volte arriva all'improvviso. È come se all'improvviso uno si guardasse allo specchio e trova oh, c'ho una ruga e non si era accorto che magari si stava già creando tutta una situazione, no, che ti portava alla ruga e improvvisamente ti accorgi che qualcosa sta cambiando o qualcosa che magari a parole tu appoggi e quindi magari sei consapevole del fatto che tuo figlio deve andare via, ma poi comunque devi fare i conti con l'elaborazione di un vuoto che immancabilmente si crea. L'elaborazione di un vuoto può portare a depressione. Può portare, ma se si sono sbagliate e si sono esasperate le fasi precedenti, perché aiutare un bambino a individualizzarsi significa anche incominciare a ritrovare spazi per sé e essere, cioè più un genitore riesce a trovare spazi per sé, più diventa lo specchio anche per il figlio di che cosa lui dovrà andare a fare nel mondo. Più questa fase a questo non si pensa, più si fa un doppio danno perché non si è attrezzati a rimanere da soli e ci si può deprimere e nello stesso tempo si è creato un figlio abbastanza fragile perché non lo si è aiutato ad andare con le sue gambe. I genitori che vivono questo momento di difficoltà si rivolgono a voi, psicoterapeuti, o provano ancora vergogna? Si rivolgono quando capiscono, cioè nel senso che entrare in depressione non sempre significa averne consapevolezza e comunque entrare in depressione in un momento di questo tipo può facilitare una terapia breve, una terapia non per forza impegnativa in tempi molto lunghi. Il problema è che si sottovaluta molto spesso, è come un'elaborazione di una perdita, anche se il figlio sta andando verso una nuova vita, ma se non dedichi tempo,
tempo, se la neghi questa cosa e neghi anche di star male, poi questo può diventare sempre molto più importante.